È un periodo particolare dal punto di vista storico, economico, sociale, un periodo di crisi, soprattutto crisi che verrà, laddove la stretta alle linee di credito del sistema bancario tradizionale può prestare il fianco a fenomeni come l'usura, ma non solo. Da questo punto di vista le mafie sono delle holding di servizi ad alto tasso di efficienza. Dal suo osservatorio il sistema bancario ha capito bene con chi ha a che fare o dovrebbe cambiare rotta? Ma guardi, io per quello che abbiamo potuto accertare finora, quindi per gli elementi che ci nascono dalle attività di indagine, che ripeto ormai incominciano ad avere anche una certa ampiezza perché durano da diversi anni, non abbiamo avuto grandi evidenze nel settore dell'usura. Questo non significa che non ci sia o che non ci possa essere, però per quello che noi abbiamo visto direi che grandi attività di usura non ci sono. Ma perché non c'è grande attività di usura? Perché in realtà vi è una posizione paritetica spesso tra l'impresa che ha bisogno di denaro e che la ottiene attraverso la fatturazione per operazioni inesistenti, senza bisogno, come dire, di arrivare all'usura o arrivare all'estorsione o arrivare, che pure abbiamo avuto casi di estorsione, abbiamo avuto anche casi di come dire, attività fisica nei confronti di piccoli imprenditori che si erano in qualche maniera abbandonati a questi soggetti. Però il fenomeno nel suo complesso non è un fenomeno di violenza fisica, questo è uno degli elementi che intelligentemente viene usata dalla criminalità organizzata in Veneto e per la verità quasi in tutto il nord. Cioè si cerca l'accordo, perché tutti ben sanno che laddove c'è una violenza, dove emergono atti di pericolosità sociale, è chiaro che c'è un'attenzione da parte della polizia giudiziaria che non c'è se tutto si svolge all'interno delle aziende e quindi non si crea un problema di ordine pubblico. Rispetto alle banche, l'aumento delle segnalazioni sospette alla Banca d'Italia è un parametro di riferimento positivo perché vuol dire che è aumentata l'attenzione verso certi movimenti, oppure in realtà è un campanello d'allarme perché segnala un aumento di transazioni di movimenti che non sono a norma? Ma direi tutte e due, cioè sicuramente è un dato che evidenzia che alcune operazioni economiche non sono a norma. Dall'altro è sicuramente un campanello di allarme per noi molto importante. Il problema, che è stato anche affrontato a livello nazionale dalla Procura Nazionale Antimafia, è quello del numero. Cioè quando i numeri aumentano troppo le nostre forze non sono in grado di gestirli e quindi si sta cercando, ripeto, con l'aiuto anche della Procura Nazionale di fare uno screening preventivo sulle fatturazioni per operazioni esistenti, perché noi, come è noto, abbiamo difficoltà, e a Venezia in particolare, ma non è solo Venezia, in termini di uomini e mezzi. E allora quando c'è un riversamento senza filtri di tutte queste attività, le operazioni, le fatture, le SOS sono una di queste, e non riusciamo più a gestirle.